finale 2024-2025 della Nord Division, che ha visto Gemona contro il Basket Time. Intervistiamo prima l'atleta del Basket Time. Peccato, bellissima partita, l'andata però positiva se siete arrivati in finale. Sicuramente speravate di ritornare in A1 dopo qualche anno. Beh, ovvio, l'obiettivo era quello, fare tutto l'anno una primi e poi perdere la finale, soprattutto in questa maniera, una partita praticamente già vinta, un vero peccato. Comunque complimenti a loro, non hanno mai mollato, hanno avuto un sacco di fortuna questa anno. Eravamo molto più bravi, però insomma è una volta. Assolutamente la fortuna è parte dello sport. Due parole anche con il giocatore di Gemona, prima volta di salita in A1 senza poter rinunciare, mi è stato detto, per cui quest'anno bisogna fare il salto. Complimenti, come è andata l'annata e cosa pensate di fare per il prossimo anno? L'annata è stata molto dura, ma anche abbiamo avuto tante soddisfazioni, è una grande squadra e so che il prossimo anno daremo tutto per rimanere in A1. Complimenti, un grande applauso ancora alle due finaliste di questa splendida serata.